Buongiorno a tutti ragazzi, iniziamo male la giornata nel vero senso della parola. Purtroppo, come vi ricordate, la famosa Nadia Toffa, la famosa giornalista e combattente, diciamo, delle Iene, non ce l'ha fatta, ha perso la sua malattia che da molto tempo la, diciamo, perseguitava. Più volte si è pensato che potesse farcela, più volte anche sui social ragazzi hanno fatto degli scherzi che era, diciamo, morta, ma poi non era vero. Stavolta invece non è uno scherzo, non è un fake, è pura realtà. A dare la comunicazione comunque di questa triste cosa sono stati gli amici che ha lavorato una vita intera, le Iene, quindi è stato pubblicato dal sito delle Iene più o meno un'ora fa. Quindi, per quanto sia brutto, la ragazza non ce l'ha fatta. Purtroppo anche le Iene hanno fatto un bel post, diciamo, sul loro sito, diciamo, di Facebook, che, diciamo, con tutta la sua buona volontà non riescono a farsi capace di come non hanno potuto aiutare la nostra amica, dicono. Però purtroppo si sa, questa malattia nessuno può aiutare nessuno, quindi loro non si sentono, più o meno hanno detto che si sono sempre sentiti ed in effetti è così. Infatti chi è ammalato così si sente impotente perché lo sa che non può aiutare in nessuna maniera. Puoi dare conforto, tutto quello che vuoi, ma non puoi fare nulla. Quindi diciamo che anche le Iene dicono così nel loro post che hanno fatto su Facebook di hai combattuto a testa alta con il sorriso, con la dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all'ultimo, fino ad oggi. D'altronde nella vita ha lottato sempre, quindi ha lottato quando sei arrivata da noi e forse è per questo che ci hai conquistato sempre da subito. Quindi dicevano i loro amici che era la più tosta di tutti, mentre qualcuno non credeva alla tua lotta. Noi restavamo in silenzio e tu sorridevi. Un bel post davvero degno che alla fine sono delle brave persone. In effetti chi è di noi che tutti quanti sempre abbiamo sempre fatto, io personalmente sempre ho guardato le Iene e continuo a guardarlo perché è un programma che mi piace. Quindi che possiamo dire ragazzi? È un giorno brutto no, per la TV, voglio dire per le Iene che hanno perso comunque una persona che come tutti quanti pure gli altri era molto valida ragazzi. Nadia andava ovunque come tutti, dove ci stava qualche cosa che lei riteneva ingiusto stava lei, quindi ragazzi questo male incurabile purtroppo vince ancora un'altra battaglia lui, anche se come sappiamo tutti vincere contro questo male incurabile non è affatto facile. Purtroppo anche se siamo nel 2020 ragazzi, questa malattia continua a mietere vittime come se niente fosse. Noi stiamo tutti i giorni su YouTube, parliamo, facciamo, ma nel mondo muoiono milioni credo di persone con questo male e la scienza con tutti i miliardi che hanno stanziato e con tutta la tecnologia non è in grado di trovare una cura per questo mostro, richiamiamolo così che è meglio. Anche io personalmente ho visto tanti amici andare via di fronte a questo, diciamo, mostro che non, tu nulla puoi. Hai come se ti attaccassero le mani dietro le spalle e non puoi fare nulla. Cioè, più di dire una buona parola non puoi. Quindi
le Iene concludono il post dicendo niente per noi sarà più come prima. Quindi bella, diciamo, post che hanno fatto i suoi amici, la redazione delle Iene, quindi chiunque può andare a guardare sulle Iene e leggere il post. In effetti un bel post che ragazzi, che dire, che possa essere la terra ti sia lieve, possa riposare in pace la tua anima, e che dire, hai lottato comunque, hai provato a sollevarti, purtroppo non ce l'hai fatta, sei sempre stata col sorriso ogni volta, con tutta la chemioterapia che tu facevi, tiravi le foto, facevi, molte persone anche, l'ho visto io perché a volte io comunque seguivo la sua situazione, però voi sapete che io non faccio gossip, non mi piace poi mettere malattie, per figuriamoci. Ieri ho fatto quello di Maria De Filippi, di Gemma Calcani, ma è stata una cosa così perché non mi occupo in genere di gossip. No, 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 non è uno sciacallo. Prima di fare questo video devo essere sicuro a 1000 per 1000, è verissimo. Sono andato sul sito delle Iene direttamente, quindi l'hanno confermato loro. Poi se scrivete adesso su Google, ragazzi, Nadia Toffa, esce tutti, diciamo, i giornali più famosi, quindi non è un fake, eppure mi dispiace, è in realtà. Potete trovare di tutto e di più, in effetti. TGCOM 24, ANSA, tutti, ragazzi, quindi non è uno scherzo, non è un fake, non è nulla di questo. Tutti i canali ne parlano, ma il Messaggero, tutti, il Post, Huffing Post, giornale, fanpage, tutti, ragazzi, tutti parlano, quindi è vero, mi dispiace, ma non è, diciamo, un fake stavolta, non è una bugia di qualche scatenato che ha inventato questa notizia, perché personalmente non poteva andare su tutti i giornali, quindi poteva uscire un articolo, invece qua dove di giri e giri, nelle Iene, l'Ansa, TGCOM, l'ha detto anche la TV, quindi ragazzi è vero, mi dispiace purtroppo, aveva 40 anni come sta scritto qui, quindi ha combattuto a testa alta, col sorriso, dignità e sfoderando tutta la sua forza. Queste sono tutte le parole che in quasi tutti diciamo, gli articoli potrete trovare tranquillamente, quindi come diciamo ieri, niente per noi sarà più come prima, quindi lo potrete trovare su tutta, ne parla adesso, Google è piena, internet, Facebook, Instagram, Twitter è pieno, ragazzi, quindi non è un fake. Mi piacerebbe tanto che fosse un fake, perlomeno non fa nulla, però stavolta è vero. Ragazzi, che la terra possa essere lieve a questa ragazza, e che dire, riposa in pace. Purtroppo ha vinto ancora una volta questa malattia, sperando che un giorno sia l'incontrario, che qualcuno possa vincere su questa malattia, anche se c'è qualcuno che ha vinto questa malattia, ma perché era preso giusto proprio in tempo. Ma se no, ragazzi, questa malattia non dà scampo. Anche io qui, come ti avevo detto già prima, ne ho visti tanti di andarsene via così. Eppure qualcuno si è salvato, sì, ma perché era, come dicono qua a sud, un tumore scemo, come diciamo noi, quindi non erano anche di quelli aggressivi. E posso assicurarvi che anche mio papà ha avuto un tumore al labbro, un carcinoma, però a differenza di tutti i tumori, questo qua sul labbro non dà metastasi e non, diciamo, non fa danni. L'hanno tolto, deve fare i controlli, però papà sta bene. Quindi questo, ci sono tumori, uno deve dire il tumore quello l'ha sconfitto, no, bisogna dire che tipo di tumore era.
quello di Nadia non era come quello di mio padre, oppure di qualcun altro che si è salvato, perché la maggior parte ragazzi, il 95% non ce la fa. Il 5% è perché era un tumore, come ho detto io, scemo nel senso della parola, ma non scemo nel senso vero, nel senso che era una sciocchezza. Noi usiamo dire questa parola scemo nel senso di dire una sciocchezza, una cosa da niente. Quindi, che dire, ragazzi, possa riposare la sua anima in pace e la terra ti sia lieve, Nadia. Anzi, arrivederci, no, addio perché addio è brutto, tanto prima o poi ci incontreremo tutti. Quindi, arrivederci a tutti ragazzi, ci sentiamo dopo.